Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi faccio una pillola perché mi è piaciuta tantissimo la domanda che ha fatto il mio caro amico che segue il canale vostro Marietto Veneziano, William Giordano. E questo per quanto riguarda al grande re Salomone. Ma prima di questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Legarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e a lunedì sera sul canale di Telegram dove il Marietto Veneziano e il Legarda tengono un percorso esoterico gratuito e sono tutti invitati. Bene cari amici, adesso guardiamo un po' di spiegare un bene questo Salomone chi poteva essere. Queste cose qui chiaramente sono da prendere con le pinze perché a me sono state date quando ero giovane. Allora, se voi valutate per i cristiani evangelici e i cristiani cattolici, quelli che almeno hanno aperto una volta il Vecchio Testamento e hanno letto chi era questo re Salomone, per i cattolici e cristiani evangelici Salomone era l'uomo più intelligente agli occhi di Dio in quel periodo lì. Davide era l'uomo il cui cuore piaceva a Dio, anche se aveva ucciso il suo generale per poi prendersi la moglie, ma tant'è che agli occhi di Dio era l'uomo Davide che il suo cuore piaceva. Invece re Salomone era l'uomo il cui intelletto era superiore a tutti gli altri, e questo per i cattolici e per i cristiani evangelici. Per i magisti chiaramente della mano sinistra dal mio punto di vista, invece Salomone è stato uno dei più grandi maghi o divulgatori esoterici. Nella realtà Salomone era sicuramente un personaggio potente sì materialmente, ma voi sapete che tutte le persone potenti materialmente, il vostro Marietto vi ha spiegato che sono bassi, il 99% sono bassi a livello vibrazionale perché sono attaccati alla materia. Poi Salomone usava la teurgia e la goezia e tanti altri tipi di magia, ma molto probabilmente faceva parte di un gruppo esoterico, misterico, chiaramente, molto potente, e lui come uomo mi è stato riferito che era veramente un tipo molto basso. E il problema è che per veicolare i messaggi questi gruppi esoterici usano un paravento. Ad esempio, molti non sanno che Franz Bardon, il grande Franz Bardon, non ha mai scritto quei libri, ma li ha scritti qualcun altro che era esattamente l'opposto di lui, almeno così a me mi è stato riferito, ma che non poteva scriverli per il semplice fatto che era praticamente già morto e aveva deciso che era Franz Bardon che doveva prendersi gli onori di quei suoi scritti. Quindi la stessa cosa è successo con Salomone. Infatti io quando parlavo con il capitano degli Alpini chiedevo: ma perché non ci andiamo a prendere sto Salomone con tutto quello che ha combinato? E il capitano degli Alpini di Torino mi diceva: ormai con tutte le reincarnazioni che ha fatto è già pagato per i disastri che ha combinato. Poi chiaramente lui aveva molte mogli e in quel periodo un po' di bene l'aveva anche fatto, perché chiaramente avendo tante mogli, anche se ne aveva 2 o 3 nel letto, avendone 900 almeno aveva aiutato a sopperire ai dolori di molte persone femminili in quel periodo, visto che si moriva di fame. Quindi Salomone io lo vedo come un portabandiera di un gruppo misterico che ha voluto divulgare a tante persone, ma non sicuramente in quei tempi, perché il 99% moriva di fame per strada a 20 anni e il resto era analfabeta, quindi erano segreti che erano dati per il futuro e molto probabilmente per questo tipo di futuro qui, in cui noi possiamo con poche centinaia di euro comprare degli ottimi libri del grande esoterista Pierini e cominciarci a fare una cultura. Ma voi dovete pensare che in questo periodo è vero che è tutto targato Salomone e queste conoscenze vengono date a lui, ma è il gruppo misterico che c'era dietro, che lo guidava e che lo imbeccava, che nella realtà ha fatto il lavoro duro. Poi che noi diciamo, e anch'io per primo dico sempre Salomone, sebbene sappia la storia, è per il semplice fatto che non voglio urtare cuori sensibili, gente che in fondo crede che lui sia stato il grande Mosè, no? Nella realtà la storia è un po' diversa e a me mi va bene che si dica che lui ha fatto questo, quest'altro, però di fondo c'è sempre dietro qualcuno che l'ha guidato. Quindi niente, non voglio iniziare guerre sante e predicare la verità, però voglio dire che quest'uomo, se mai esistito e nella forma in cui è esistito, era veramente, e non solo detta da me, ma anche detta da qualcun altro sul tubo,
di grande spessore, un pochettino basso di bovis. Io lo dico così, l'altro diceva un'altra parolina. Quindi è interessante tutto quello che passa sotto voce salomonica, ed è interessante credere che lui abbia dato queste divulgazioni. Io terrò sempre il suo nome, perché non conosco quelli che erano dietro di lui, che l'hanno guidato e l'hanno imbeccato, però per essere precisini, questo è quanto è stato spiegato al vostro Marietto. Poi ognuno è libero di crederci e no. Lo stesso concetto vale per il grande Franz Bardon. A me da piccolino, a 12 anni, è stato spiegato che ci voleva un divulgatore, qualcuno che prendesse il, come si suol dire, il premio di aver divulgato quello che Franz Bardon stava divulgando, ma in realtà è stato un generale dell'esercito tedesco che ha scritto questi libri, e dopo la sua morte, dopo 7 anni, è stato dato il compito al nome di Franz Bardon di divulgare le sue conoscenze. In altre parole, chi divulga non lo si vede mai, è come se avesse la maschera e sta sempre dietro e lascia gli onori agli altri, proprio perché non gli interessa gli onori, ma gli interessa dare la conoscenza. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito qui. Spero di aver risposto al grande amico William Giordano, che fa sempre delle bellissime domande, e se non vi siete ancora iscritti al canale di Legard, iscrivetevi e venite a trovarci nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao a tutti.